No, I'm not a writer. Inizia a piovere, guarda che carino che è questo. C'è anche quel portacoso là in alto a sinistra, questo credo sia delle portacanoe, mi viene da pensare. È solo un peccato che ora inizia a piovere, perché volevo pinciarmi qua la maca e vabbè. Oh, però qua attaccavamo la maca qua e noi con la maca, yeah! Vabbè, non si può voler tutto. Abbiamo comunque la casa che è il camper in fronte fiume, con tutto questo bellissimo panorama, e ci accontentiamo. Piccoli incidenti di volo, comunque no, non è successo niente, non è successo niente. Uffa, è iniziato a piovere, ero lì nei due alberi con la mia maca, bellissimo, cazzo, ho detto vabbè, prendo anche la reflex, faccio il video della maca che dondolava, arriva al fiume, è stupendo. Vabbè dai, tanto me la son goduta. No, si sente più, sta venendo su un temporalone, c'era sto mega coso, come si dice, un mega tuono, vabbè. Tanto io sono qua tranquillo, mi sto montando i video, dopo mi attacco il monitor e tutto quanto. Tanto sto esportando la puntata 220 full timer ovunque, e quindi sì, solito discorso. Dai che lo becco stavolta, senti. Vrum vrum vrum. Dai, temporale, cazzo, faccio a tempo a accendere la macchinetta che tu mi finisci così. Una giornata incredibile, un misto sole uccellini, pioggia temporale, sole che va e viene, nuvolo, stupendo, bellissimo. Sì, alle spalle del fiume.
E io qua sì, sono tornato al Filmora, ho abbandonato in pieno Adobe Premiere perché veramente non ho il tempo, non ho proprio il tempo assolutamente di starci dietro a un programma del genere, ci mancherebbe. Eccola, vedi che in qualche modo ho risolto, ho trovato... Ma io si spazza qua sotto, porca troia! Il bello delle dirette. No, vabbè, non è proprio una diretta, però diciamo che la regola del cazzo che me ne frega fa sì che sia quasi tutto in diretta. Io butto così come sto filmando. Insomma, ho trovato queste guarnizioni, le trovi un po' ovunque. Sono delle cose biadesive in gomma, ce ne sono un po' di tutti i colori. Io l'ho preso marroni e con un taglietto al centro, quindi diciamo va nell'angolo, lo pieghi e fa la parte sopra e la parte sotto, e questo è proprio i mini battiscopini che volevo io. Sì, non per tutto, perché ovviamente dopo le curve, però i punti quelli critici li ho fatti così e vengono bene. E ho dovuto, diciamo, un attimo ristaccarlo, rifare un attimo, perché la colla era venuta via. La sua colla non conta una cippa, hai capito? E qua devo capire cosa mettere qua che si è staccato, boh. E vedi, ce li ho anche bianchi, li ho presi, sono un po' più larghi, e quelli bianchi, perdona che adesso è buio, vedi, vanno qua, vedi che qua c'era il buio, il buco del dislivello del coso, e ne metto anche uno qua. Allora, come funziona? Noi dormiamo qua, dove eravamo prima, vero cane? Sto montando dei video, perché volevo dire stiamo, ma in realtà li faccio io, e sta venendo su un temporalone. Metti a fuoco, dai, hop, 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 hop. Eccola, sta venendo su un... Dai, sta a fare i scherzi! Vedi quando metti in automatico, allora io metto in manuale, fermola, attento, attento, tac. Eccola, vedi? E così resta a fuoco. Comunque, a parte che c'è un cunicio qua che gira nel prato, ma a parte il cunicio, guarda che razza di cielo, ogni tanto senti quei 4 scoreggioni del temporale. Va bene, dai. Ecco, c'è una bella salita, ma domani smetterà di piovere. Io domani voglio tornare con calma in zona Jesolo, diciamo, perché mi manca tanto l'amorosa, e basta. E devo farmi anche la doccia, sì.